fratelli, la famiglia. Cercai per parecchie ore, inutilmente, di mettermi in contatto con Udine. Non si riusciva a telefonare. Non so chi fosse a Udine o nelle zone del terremoto se riusciva a comunicare con l'esterno, ma comunicare con il Friuli era praticamente impossibile. E solo dopo molte ore riuscii a mettermi in contatto con loro. Questo episodio me lo sono ricordato nell'ottobre del 2002, in occasione del terremoto del Molise. A distanza di 26 anni la situazione era identica, non si riusciva a parlare con il Molise. Quindi è vero, all'epoca forse più che nascere la protezione civile si è creato un laboratorio, una sperimentazione importante, decisiva per gli sviluppi ulteriori, ma in quei momenti non è nata la protezione civile. Tant'è che l'onorevole Zambelletti lo ricorda molto spesso. Questa esperienza fu completamente rimossa, dimenticata, abbandonata a distanza di 4 anni, con il terremoto dell'Irpinia. Tutti ricorderanno i titoli cubitali dei quotidiani dell'epoca. Quella esperienza, quella sperimentazione, quella innovazione profonda che fu improvvisata inizialmente e poi dopo organizzata nel tempo successivo in maniera eccellente, non lasciò traccia evidente e ricorderà, e lo ricorda l'onorevole Zamberletti, quando di fronte alla incapacità dimostrata pubblica di intervenire in occasione del terremoto dell'Irpinia, lo ricorda, c'è un episodio, fu richiamato improvvisamente, lui era nel nord Italia, ebbe difficoltà a rientrare a Roma per assumere il ruolo di commissario straordinario per l'Irpinia. Poi la protezione civile nacque sempre per iniziativa dell'onorevole Zamberletti qualche anno dopo, facendo tesoro di questa incapacità di mantenere stabilità negli assetti organizzativi che si creano in occasioni importanti come era stata quella del Friuli. Di qui, per iniziativa dell'onorevole Zamberletti, la legge del 92 che ha definito per la prima volta l'organizzazione, l'assetto, il sistema nazionale di protezione civile. Ma sono passati parecchi anni, dal 76 al 92, per raggiungere questo risultato. Nel mezzo c'è stata una oscillazione continua, forse anche una incapacità di arrivare ad assicurare un assetto stabile dell'organizzazione di protezione civile. E questo è il secondo punto di riflessione. Non è sufficiente avere buone leggi, non è sufficiente avere fatto esperienza importante, come è stato qui nel caso del Friuli e come in tante altre occasioni negli anni successivi, se non si mantiene alto il livello dell'attenzione. È una battaglia continua e non può non essere una battaglia continua, fatta di attenzione, di capacità di aggressione, di capacità di presenza sui problemi, senza le quali non si riesce a mantenere un sistema di protezione civile vitale. L'impressione molto spesso, ed è un'impressione anche che qualche volta nelle chiacchiere personali con Guido Bertolaso facciamo, è che ci siano sempre davanti a noi acque che tendono a richiudersi dopo il passaggio di un'esperienza e che non si faccia un tesoro compiuto di quello che è accaduto. Ecco, al di là di quelli che sono gli assetti normativi, la capacità organizzativa raggiunta, bisogna mantenere un livello di attenzione notevolissimo, un livello che non deve mai trovare soddisfazione nell'assetto ordinamentale, istituzionale, organizzativo raggiunto, perché anche il migliore degli assetti organizzativi in tutti i campi e in quello della protezione civile in maniera ancora più forte, più evidente, non reggono, tendono a essere inutili, tendono a essere inefficaci, tendono ad avere un'operatività dimezzata se non sono sostenuti da una passione, da un entusiasmo, da un attaccamento, da uno spirito di sacrificio, da un senso del proprio dovere, da una capacità di lavoro
che non è mai soddisfatta, non è mai appagata, non è mai doma, se non si capisce che il lavoro non si compie mai, è un lavoro infinito, è un'opera incompleta, e se uno non ha la percezione che non ci sono risultati raggiunti che siano destinati a rimanere nel tempo, e se non si rinnova quotidianamente una carica di passione, di sacrificio, di spirito, di partecipazione, di generosità, di senso della solidarietà, se non si alimenta con queste caratteristiche che sembrano appartenere a un discorso, direbbero i francesi, da presse du cœur, dalla posta del cuore, e invece sono dati costitutivi di un sistema che vuole mantenere una vitalità durevole nel tempo. Senza di questo non c'è sistema, per quanto organizzato nelle carte, nei documenti e anche nella capacità dimostrata in alcune occasioni, non c'è sistema capace di durare nel tempo. Grazie, grazie a tutti. Ed ora la parola al vice commissario straordinario di allora, il generale Mario Rossi. Sono il generale Mario Rossi, all'epoca vicecommissario straordinario del governo, responsabile unico dell'intervento delle forze armate italiane in soccorso ai terremotati del Friuli. Desidero ringraziare innanzitutto le autorità della Regione che mi hanno consentito di partecipare a questa giornata del ricordo che per me ha un valore altissimo, un significato morale unico. Noi andremo oggi pomeriggio a Gemuna per onorare i caduti della Giulia, che sono anche i miei caduti, perché anche essi partecipavano a quell'azione che io coordinavo, e come tutti i comandanti io li ho pianto e li piango ancora oggi, come ogni comandante piange i suoi uomini. Ringrazieremo anche i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini per il meraviglioso contributo che hanno dato alla ricostruzione della regione. A questo punto io vorrei estendere questo ringraziamento a quei meravigliosi giovani di leva che in nobile gara con gli alpini della Giulia furono i primi ad arrivare nei comuni terremotati a portare i primi aiuti, e vi restarono poi per giorni, per settimane, per mesi. E quei giovani non erano friulani, non erano tutti alpini, erano giovani di ogni regione d'Italia. Erano fanti artiglieri della divisione Mantova, erano carristi e bersaglieri della divisione Ariete, erano lagunari della divisione Folgore, erano marinai del San Marco, erano avieri, erano carabinieri.
erano le Forze Armate d'Italia e in particolare erano l'esercito italiano. E in prima linea erano genieri, quegli indimenticabili genieri del 4° e del 5° Corpo d'Armata, ma anche delle altre grandi unità del territorio, che agli ordini dell'impareggiabile generale Giannullo, dopo aver partecipato agli aiuti iniziali tra i 2 terremoti, ripristinando strade, ricostruendo ponti, sganciando massi in bilico, abbattendo strutture pericolanti, portando i servizi alle 200 tendopoli che avevamo fatto. Dopo tutto questo rimasero in zona fino